un nepalese piuttosto che un eschimese o un indiano quando digita Cortina con i motori di ricerca avrà proiettate subito le Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, e vede la neve, vede la montagna estiva e la montagna invernale. Se digita Torino o Milano vedrà inevitabilmente due bellissime città, ma vedrà due città metropolitane. La differenza tra Cortina, Milano e Torino, secondo Luca Zaia. A Roma, al Foro Italico, sede del CONI, per il vis-à-vis con Gianfranco Malagò, in mano il dossier per Cortina Dolomiti 2026 con i suoi numeri e i suoi benefici. Si gioca una partita a scacchi e si decide tutto con ogni probabilità il 10 luglio. Il governatore chiede valutazioni tecniche, ma poco dopo Malagò, che solo ieri aveva parlato di una decisione laica senza influenze, ammette. Si stanno facendo delle valutazioni in attesa anche di capire anche quelle che sono le valutazioni politiche. So che c'è un Consiglio dei Ministri venerdì e poi un Consiglio nazionale su cui dovrà entrare nel dettaglio. In ballo ci sono la Torino pentastellata sponsorizzata dal ministro Toninelli, la Milano sulla quale spinge la giunta regionale leghista di Fontana e il rischio che si tratti di un risico politico è molto forte. Malagò però assicura il giudizio sulla base di dati concreti e dopo l'incontro Zaia resta ottimista, rinnovando l'auspicio. Ho avuto un riscontro che si ha con delle persone corrette che hanno la responsabilità poi di dover dare indicazioni e decidere. E io spero che questa decisione venga fatta valutando tecnicamente i dossier e considerando poi anche la forza che quel dossier scelto e quindi la candidatura prescelta possa avere a livello internazionale. In Veneto e Trentino Alto Adige ribadisce: siamo compatti, per noi questo non sarebbe un evento come tanti altri, sarebbe l'evento al quale lavoreremo con attenzione e lungimiranza, consapevoli dell'opportunità sul piano sociale ed economico. Nel dossier le cifre sono chiare: contenimento dei costi e sostenibilità ambientale, tutti elementi che il CONI chiede come garanzia. Sappiamo benissimo che è uno dei parametri, uno dei requisiti indispensabili. È chiaro che poi bisogna anche verificare nella prova costi quelli che magari possono essere, diciamo, i benefici a seconda se ci possono essere incrementi o diminuzioni del valore degli investimenti da realizzare. Presentiamo una Olimpiade che è low cost, 380 milioni di euro, avrà ricadute per miliardi di euro e voglio ricordare che poi vivrà dell'abbrivio delle Olimpiadi, nel senso che questo territorio continuerà poi a produrre grazie alle Olimpiadi. Dunque ora le pedine sono tutte sulla scacchiera e dal Veneto arriva l'ultimo messaggio. A me piace dirvi che io ci metto anima e corpo e c'ho dietro una regione.